Nella voce di papà Franco tutto il dolore di una tragedia impossibile da accettare. Simone, il figlio di 27 anni, si è accasciato in auto mentre stava tornando a casa dopo un'escursione in montagna. L'ha corso in ospedale a Treviso, la speranza che il giovane riuscisse a farcela, ma il suo cuore ha cessato di battere il giorno dopo. A spiegare questa morte improvvisa sarà l'autopsia. Io voglio sapere cosa è successo a mio figlio, perché questo sapere che se riescono, perché non mi hanno garantito i medici che riusciranno a capire il motivo, possa servire a qualche altra persona. Simone ha donato gli organi, un atto di immensa generosità. Sono orgoglioso di mio figlio, ci racconta il papà. In casa, in queste 2 giornate, i genitori hanno avuto un via vai di persone che si sono strette al loro dolore, amici del giovane che hanno voluto abbracciare i genitori, che hanno raccontato i sogni di Simone, le sue avventure, hanno parlato di lui, di come fosse un gran lavoratore e ben voluto da tutti. Ora devo guardare avanti, continua Franco, perché i ricordi fanno male. Io ho capito che adesso devo guardare avanti e il mio scopo adesso sarà quello di mandare avanti quello che ha fatto mio figlio in questi anni, che ha cominciato la sua attività e voglio che vada avanti a nome suo, voglio che sia ricordato per quello che ha fatto. Il 27enne sarebbe diventato zio fra pochissimo e ne era orgoglioso. Saranno i genitori a raccontare al nipote le passioni, i sogni e le avventure di Simone.